Pantalone è tornato a pagare, una tassa mal digerita, l'IMU, perché a differenza dell'ICI il cittadino non ne vedrà che un piccolo ritorno sul suo territorio. Gran parte del gettito raccolto dall'erario tra oggi e dicembre resterà a Roma e forse per questo l'IMU è stata pagata più malvolentieri di altre imposte. Ha pagato l'ultimo giorno perché? Perché mi sembra giusto farlo l'ultimo giorno, non dare i soldi prima, visto che sono cose che dobbiamo fare per forza. È che non si sa mai dove vanno questi soldi, purtroppo. Si è mai ben chiaro se restano qui o se vanno giù a Roma, comunque insomma. In posta e in banca non ci sono state le lunghe code di qualche giorno fa. In molti hanno utilizzato il pagamento con l'internet banking e in tabaccheria. Se si potesse fare almeno meglio. Poi di sti tempi. E con sti tempi, esattamente. Come mai si è preso l'ultimo giorno? Perché c'è meno gente. L'IMU ha anche rilanciato il sogno secessionista della Lega Nord che ieri a Verona, con Maroni e Tosi in testa, ha chiamato a raccolta i sindaci e i simpatizzanti per il No IMU Day. Il presidente del Veneto Zaia ha proposto una regionalizzazione del debito pubblico, a una condizione però espressa in maniera bossiana. Diciamo, dividiamoci il debito pubblico. Il Veneto si porta a casa la sua fetta. Io ho fatto due conti in una trentina d'anni con un mutuetto che ci faremo. Anche abbassando le tasse ai 20 ce lo paghiamo, però voi fuori dalle palle poi.